Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 96 4192 348 01 17 609. Vasta operazione antimafia tra Milano e Bologna, eseguite 49 ordinanze di custodia cautelare a carico di altrettante persone, fra cui anche appartenenti all''ndrangheta, accusate di vari reati, tra cui il traffico internazionale di droga. Gli arresti sono in corso in varie province d'Italia e gli investigatori stanno inoltre seguendo sequestri di beni per 50 milioni di euro. Quanto emerge dall'inchiesta condotta dalla Squadra Mobile di Milano e dalla Guardia di Finanza di Milano e Bologna è una joint venture fra mafia e 'ndrangheta per il traffico di droga. I carabinieri del nucleo antifrodi di Salerno hanno effettuato controlli ad aziende agricole ed esercizi commerciali nella regione Campania, dove sono stati sequestrati 1376 quintali di pomodori pelati falsi, con etichetta recante la dicitura confezionato nella regione del San Marzano, in realtà provenienti dalle regioni Puglia e Calabria, evocando così il marchio protetto pomodoro San Marzano dell'agro sarnese Nocerino, in violazione alle normative in materia di denominazione di origine dei prodotti. Resta in carcere Shafiq El-Ketani, il 21enne marocchino che domenica alla Mezzia Terme ha travolto e ucciso 7 ciclisti. Lo ha deciso il GIP Barbara Borelli, convalidando l'arresto. Nell'interrogatorio il 21enne ha confermato di aver perso il controllo dell'auto e che non andava veloce. Il marocchino ha dichiarato che non avrebbe assunto droghe quella mattina, ma solo un paio di giorni prima. Avrei preferito che nell'incidente fossi morto io, ha confessato. Il presidente della regione Giuseppe Scopelliti ha aperto a Reggio i lavori del convegno La globalizzazione nel Mediterraneo, il ruolo della Calabria, politiche e strategie. La Calabria, ha detto Scopelliti, ha delle potenzialità innumerevoli, grandi almeno quanto le sue ambizioni di rivestire un ruolo da protagonista su questo palcoscenico mediterraneo, diventando un punto di riferimento non solo per il meridione ma per tutta l'Italia e l'Europa. All'iniziativa ha partecipato il sottosegretario agli esteri Vincenzo Scotti. Il plenum del CSM ha fatto tornare in commissione la proposta di destinare il procuratore aggiunto di Catanzaro Salvatore Murone alla Corte d'Appello di Roma con funzioni di consigliere, dopo che la sezione disciplinare ne aveva disposto il trasferimento cautelare dalla sede e dalle funzioni ricoperte. A sollecitare un ripensamento è stato lo stesso vicepresidente del CSM Michele Vietti, secondo cui sarebbe stato un paradosso assegnare un magistrato trasferito dalla sezione disciplinare a una sede ambita quale quella della capitale. È stata ritirata dal Consiglio di amministrazione dell'Università Mediterranea di Reggio la tassa aggiuntiva di iscrizione per l'anno accademico 2010-2011. La decisione è stata presa dall'organismo dopo la proposta di abolizione del rettore Massimo Giovannini, fatta al Senato accademico. Ieri gli studenti hanno manifestato per le vie della città e sono giunti in corteo davanti al rettorato, lanciando un appello alla mobilitazione per il 14 dicembre in occasione del voto di fiducia al governo, con lo slogan «Riprendiamoci il dovere di manifestare». Ieri l'Arma dei Carabinieri ha presentato anche in Calabria il suo calendario storico, nato nel 1928 con una interruzione solo nel periodo bellico. Oggi è giunto alla 78esima edizione. Gli appuntamenti si sono tenuti nei vari comandi provinciali di Catanzaro, Crotone, Cosenza, Reggio Calabria e Vibo Valentia, alla presenza delle massime autorità militari. Quest'anno l'opera contiene le tavole di pregio illustrate dal maestro Luciano Iacus. Detiene il record mondiale del torrone più lungo del mondo con 458 metri certificati dagli ispettori del Guinness World Records. Ma Gioiosa Ionica non intende fermarsi e quest'anno punta a superare il limite raggiunto lo scorso anno. Di quanto gli organizzatori non lo vogliono dire per non incorrere in sgradite sorprese, visto che i pretendenti sono più di uno. Di certo c'è solo che sabato prossimo, a partire dalle 16, a Gioiosa inizierà la composizione del torrone da record con migliaia di barrette saldate con del cioccolato. Con Magic Moment le gallerie del San Giovanni di Catanzaro diventano vetrine di particolari negozi. L'iniziativa, promossa dalla Cigas, partirà il prossimo 14 dicembre alle 16:30, quando sarà il vescovo a benedire i 27 corners di esposizione enogastronomica. Non sono stand tradizionali, ma dei piccoli spazi in cui gli artigiani e i produttori potranno mettere in mostra la loro arte. L'evento, presentato ieri nelle sale della Camera di Commercio, è una sorta di mercatino di Natale, caratterizzato però dall'alta qualità.